Sì, è vero, Laura, sono tanto felice. Sì, davvero io un caffè mi vado a pigiarla. Va bene. Sicuramente voi avete tante cose da dire. Te ne vai? Ciao amore. Ciao amore. Sì, dai. Luci, ma sbaglio? Vuoi detto a Ciro, amore mio, ha già deciso qualcosa? Guardami buono faccio. Care, è successo? Sì, Laura, hai capito benissimo. Senti, Laura, io non vorrei che questa situazione rovinasse la nostra amicizia. Ma io e Ciro stiamo insieme da 2 anni e tra non molto ci sposiamo. Non ti preoccupare, Lucia. Vi sposate? Sì. Fa molto piacere. Non ti preoccupare, Lucia. In fondo ci sono successe tutte queste situazioni a colpa mia, la colpa è mia, è soltanto mia. Non ti preoccupare, Lucia. In fondo Ciro ha soffritto tantissimo e credo che sarà molto felice con te, va bene? Non ti preoccupare. Laura, sono contentissima che non l'hai presa a male. No, tranquilla, va bene? Senti, Laura, si è fatto tardi, devo tornare a casa. Va bene. Ciao, Laura. Ciao. Lo sapevo. Ti ho fatto credere che Ciro non mi interessasse più. Ma non è vero. Non è vero niente. Ma perché? Ma che ipocrita che sono stata. Che ipocrita che sono stata. Che ipocrita che sono stata. Che raggio fatto?
Io sto morendo. Oggi è proprio una bella giornata, hai visto? Mi sono levato pure la giacca perché fa caldo, stanno a aprire tutte le musche. Musca, ha detto, non è musca, eh? Senti, Carmela, ma oggi sai che giorno è? Guarda qua. E che giorno è? 14. E non lo sai che giorno è oggi? Febbraio 14. Che giorno è, Carmela? Dai, che tu lo sai? Che giorno è? Che giorno è oggi? Che giorno è? Che giorno è? Sei incantato, dici che giorno è oggi? Non lo sai veramente? No. Come non lo sai? Carmela, se non lo sai puoi dire che non mi va bene come tu oggi. Esagerato. Esagerato? Carmela! Oggi è San Valentino! La festa dell'amore! San Valentino. E allora mi accattano un regalino. E come no? E poi mi accattano una sultanina. E poi dai già accattato. E poi mi deve comprare un vestito nuovo. Perché quello che mi hai comprato l'altra volta si è stracciato tutto a sotto il braccio. E niente più? E niente più. Ah! Senti, io te lo posso pure comprare. Però non è che hai toccato e poi qualcun altro lo scusi. Ma no, chi ne sei tu? Che quando mi stringi sei così focoso Sì, Carmela. che mi stritoli Sì. e mi spogli tutta. Sì, ti spoglio. Spogliatoio. Spogliatoio, cioè, come spogliatoio? Sei un giaguaro. Sono un giaguaro, che a me quando le gatte non capisci niente. Un animale a dipende, a me. Non sai che l'hai scritto per una canzone? Io vero? Così in manella. Io te l'hai scritto. E mi fai sentire? E come no? E allora dicimi una cosa. Musica maestra, vieni che la canta, Guarda, sentiamo. Io sono pensando già quando è di mare, quando sono fuori accesa ad aspettare, perché un giorno io con te mi sposo, giornata di grandissima felicità. O giorno prima certo non riposo, mi sento troppo carico può fare, ma già fumaccio 100 sigarette, che Lucariella, che so io, Lucariella, si sposo con te. Perché scusami a te, sarà così Carmela, noi vuole rindare a chiesa, a Maricere che sì, perché cara a me, tu sei tutto per me, sei tu la mia regina, voglio stare solo con te, hanno invitato 200 parenti, sai Carmela, per questo nostro grandissimo evento che un giorno si terrà, e che bella buffata ristorante ci amma fa, fra musica, cantante e la nostra felicità. Perché scusami a te, e voglio un bebè, voglio un masculone, per stare chiamare bebè, non vedo l'ora, restiamo soli a te. Ma già fa il finale, aspetta, Dentro una casa